4 milioni e mezzo di ricavi è quanto guadagnato dal 2013 da un'impresa che però non ha presentato alcuna dichiarazione dei redditi. Dunque un evasore fiscale scoperto dai finanzieri della Compagnia di Paola, titolare di una società operante nella provincia di Cosenza ed attiva nel settore pubblicitario. L'impresa fantasma avrebbe cambiato negli anni diversi amministratori e sede, spostandosi da una città ad un'altra. Dal 2013 non ha più presentato le dichiarazioni fiscali ed è stata posta in liquidazione, evadendo rilevanti imposte a danno dell'erario pari ad oltre 1.300.000 euro. Negli ultimi 3 anni, inoltre, la società ha fatto anche importanti investimenti come l'acquisto di un immobile e di diverse autovetture, alcune anche di rilevante valore. Un lavoro minuzioso, quello delle Fiamme Gialle, che nonostante la scarsa documentazione amministrativa e contabile a disposizione, hanno ricostruito, grazie ad una serie di riscontri effettuati nei confronti di numerosi operatori commerciali del settore, la reale posizione fiscale del contribuente, le vendite effettuate e gli utili conseguiti. Denunciati 2 amministratori all'autorità giudiziaria per omessa dichiarazione, occultamento e distruzione di documenti contabili che rischiano la reclusione fino a 6 anni.